Tra le case del pittoresco borgo di Pialdier, in parrocchia di Trechiana, si trova la chiesetta di Santa Barbara e della Santa Croce, uno scrigno di storia e di arte sacra. Il suo valore artistico è contenuto nella cappella laterale destra che originariamente era l'antico presbiterio. Verso la metà del Cinquecento venne chiamato ad affrescare la chiesa il noto artista trevigiano Paris Bourdon. La parete di fondo conserva un suo pregevole affresco con la Madonna con il Bambino in trono tra San Tiziano Vescovo e Sant'Elena. La presenza del vescovo è certamente un richiamo alla diocesi di Vittorio Veneto. Eloquente il gesto compiuto da Gesù Bambino che sembra staccarsi dal braccio della madre per toccare il legno della croce, un atto con cui Gesù anticipa quanto avverrà nella crocifissione. Chi sostiene la croce è Sant'Elena, la madre dell'imperatore Costantino. In Terra Santa da pellegrina, Elena ritrovò infatti le reliquie della Santa Croce. Ecco perché l'artista Paris Bourdon l'accoglie proprio nell'atto di sostenere la croce. Sant'Ambrogio definisce Elena come la grande donna di santa memoria. Entro le vele della volta, Paris Bourdon pone tra i dottori della Chiesa proprio Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, con in mano un flagello. Con lui si notano inoltre Sant'Agostino, vescovo di Ippona, sopra all'arcone, San Gregorio con la tiara e San Gerolamo in abito cardinalizio. Tornando alle pareti della cappella, a sinistra sono affrescati i due santi taumaturghi, San Rocco e San Sebastiano, protettori contro la peste. Sulla parete opposta si può vedere l'apostolo San Giacomo Maggiore, che fu testimone della trasfigurazione e dell'agonia di Gesù nell'Orto degli Ulivi e che morì come martire sotto Erode Agrippa. Accanto, ma fra loro separati dalla finestrella, vi è San Giovanni Battista che dopo aver scelto la vita eremitica si diede alla predicazione battezzando nelle acque del Giordano. Anch'egli morì da martire, brutalmente decapitato. La bellezza di questi affreschi venne coperta verso la metà del Settecento con l'imbiancatura dei muri per riapparire nel secolo scorso. Negli anni '20 del Novecento, la chiesa della Santa Croce di Pialdier venne intitolata a Santa Barbara Martire, condannata alla decapitazione. La santa viene ricordata il 4 dicembre come protettrice dei minatori e invocata dai contadini contro il pericolo dei fulmini.